da Sicilia 24, questi titoli del TG. Operazione antidroga nel Ragusano, cocaina, hashish e armi sequestrate al gruppo criminale che gestiva piazze di spaccio a Ispica e Pozzallo, 13 ordinanze cautelari. Palermo, movida blindata, ci saranno 3 zone rosse nelle zone più a rischio, il ministro Piantedosi manda 24 agenti in più. Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, il killer reo confesso Maranzano resta in carcere, ammette di avere sparato ma non risponde ai giudici su eventuali complici. Comiso, arrestato Faccia d'Angelo, il latitante straquadaino, potrebbe esserci lui dietro il sequestro lampo del giovane di Vittoria, figlio di un noto imprenditore. Giuseppe Piraino, simbolo della lotta al racket, è indagato per truffa sui bonus edilizi, sequestrati 3,5 milioni di euro. L'imprenditore a Sicilia 24, mi sento tranquillo, ho agito in buona fede. A Bronte si concluderà il 19 ottobre la 34esima edizione della Sagra del Pistacchio, degustazioni e spettacoli per la folla di visitatori provenienti anche da tutta Italia. Calcio, il Palermo prepara il big match di domenica al Barbera contro il Modena, obiettivo sorpasso per i rosanero. Inzaghi ritrova Ranocchia. Serie C, si va verso il sold out al Massimino per la gara del Catania contro la Salernitana, in attesa del recupero di Cicerelli infortunato. Sulla tre quarti Toscano potrebbe schierare D'Ausilio. Ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con una notizia giunta da poco in redazione di una vasta operazione antidroga, cocaina, hashish, armi da fuoco e un vero e proprio arsenale che testimoniava la pericolosità del gruppo criminale che è stato fermato. Un sequestro importante dunque nell'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, avviata e condotta già a partire dalle prime luci dell'alba di oggi dai carabinieri di Ragusa e della compagnia di Modica. Sono 13 le ordinanze cautelari nei confronti di persone indagate a vario titolo per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Imponente lo spiegamento di forze di terra supportate da un elicottero e da unità cinofile, come state vedendo, per l'operazione che interessa i territori di Ispica e Pozzallo. Smantellate vere e proprie piazze di spaccio considerate tra le più attive della zona sud della provincia di Ragusa, dove tutti gli indagati osservavano ruoli precisi con turnazioni per approvvigionamento e spaccio. Un piano straordinario di controllo del territorio che in 3 mesi diventerà strutturale. È stato illustrato ieri dal ministro Piantedosi al presidente della regione Schifani e al sindaco La Galla, volati per l'occasione a Roma. Sentiamo Manlio Viola. 3 zone rosse corrispondenti alle aree della movida di Palermo, Olivella dove si è consumato l'omicidio di Paolo Taormina, Vucciria e Maccheda Stazione Centrale. In queste aree la discesa in campo dei reparti mobili della Polizia di Stato, l'aumento dei presidi mobili in zona, l'aumento della videosorveglianza anche con lo stanziamento di 2.700.000 euro in più per aumentare il numero di telecamere e controlli. E poi ancora posti di blocco, reparti mobili della Polizia usati nelle zone della movida come avviene negli stadi e incremento progressivo delle forze dell'ordine nei prossimi 3 mesi. I primi 27 poliziotti arrivano già la prossima settimana. La sicurezza a Palermo si fa così, secondo quanto deciso nel vertice romano fra il ministro Piantedosi e il presidente della regione Schifani e il sindaco La Galla. Non ci saranno i presidi fissi chiesti dai commercianti, ma cresceranno quelli mobili e saranno parecchi e visibili come forma di prevenzione. Raddoppiano le assunzioni nella Polizia Municipale di Palermo e il sistema della control room della città si doterà ancora di altre telecamere e sarà messo in linea con il Sistema Nazionale di Pubblica Sicurezza per individuare subito i soggetti sottoposti a daspo urbano che non lo rispettano e garantire interventi mirati. I controlli nei quartieri a rischio, come quello di oggi allo Zen, diventeranno periodici e senza preavviso. Inoltre nelle zone rosse potranno essere stabiliti sgomberi in caso di assembramenti eccessivi o chiusura dopo l'1 di notte se il prefetto o il questore ne ravvederanno la necessità. Domani intanto sarà lutto cittadino nella giornata dei funerali di Paolo Taormina, il giovane assassinato nella notte fra sabato e domenica all'Olivella, un lutto al quale parteciperà anche la comunità portuale con un triplice fischio dalle navi ormeggiate al porto di Palermo.
E andiamo all'omicidio dell'Olivella. Gaetano Maranzano resta in carcere, disposta la custodia cautelare. Il 28enne, reo confesso dell'uccisione di Paolo Taormina, ha ribadito di essere stato lui a sparare, però poi non ha risposto alle altre domande. Sentiamo. Ha solamente detto davanti ai giudici che a sparare e uccidere Paolo Taormina è stato lui. Gaetano Maranzano, 28 anni, reo confesso, davanti al giudice per le indagini preliminari, ha ribadito quanto detto ai carabinieri e ai pubblici ministeri durante l'interrogatorio. Il GIP non ha convalidato il fermo, ma accogliendo l'istanza della procura ha disposto ovviamente il carcere per Maranzano. Il 28enne dello Zen ha aggiunto che la pistola calibro 9 con la quale ha sparato al giovane barman è quella trovata nel corso della perquisizione. Poi sull'identità degli amici che lo accompagnavano su altre domande poste dal giudice, Maranzano ha fatto solo silenzio. Ha inoltre omesso di raccontare la lite precedente all'omicidio quando un suo amico ha schiaffeggiato un cliente. Il reo confesso ha raccontato di aver avuto una lite verbale con Taormina durata parecchi secondi e invece le immagini mostrano un gesto fulmineo. Gli investigatori non credono nemmeno al movente passionale. Intanto allo Zen un maxi blitz di polizia, carabinieri e guardia di finanza ha portato all'arresto di un uomo per spaccio di droga e alla denuncia di 9 persone, una per porto abusivo di coltelli, una per guida senza patente recidiva e 7 per occupazione abusiva. Eseguite perquisizioni in 4 abitazioni, recuperato un pugnale con lama di 20 centimetri. Circa 300 uomini hanno preso parte al servizio che ha previsto la completa cinturazione del quartiere con numerosi posti di blocco e di controllo per monitorare i transiti e identificare un elevato numero di persone. Era latitante dal giugno del 2024 ed è stato arrestato ieri. Parliamo di Gianfranco Straquadaini, latitante appunto del Ragusano. Potrebbe esserci proprio lui dietro il sequestro lampo del 17enne di Vittoria. Il caso, lo ricorderete, avvenuto alcune settimane fa. Il ragazzo è figlio di un noto imprenditore della zona. Sentiamo Veronica Barbarino. È stato arrestato all'alba a Comiso dagli uomini della squadra mobile di Ragusa e della Sisco di Catania il boss Gianfranco Straquadaini, la cui ombra aleggiava nelle ipotesi sul sequestro lampo del 17enne vittoriese, figlio di un noto imprenditore della zona, avvenuto nelle scorse settimane nel Ragusano. Il 50enne, detto Faccia d'Angelo, latitante da giugno 2024, era ricercato per tentato omicidio e associazione mafiosa. Straquadaini, ritenuto il nuovo punto di riferimento di Cosa Nostra nel Vittoriese, è stato sorpreso in un appartamento dove nascondeva 2 pistole cariche pronte all'uso. Era accusato di aver organizzato il 25 aprile dell'anno scorso il tentato omicidio di Roberto Di Martino, parte di un piano per eliminare collaboratori di giustizia e consolidare il controllo criminale su Vittoria e dintorni. Gli investigatori indagano ora anche su legami con traffici di droga internazionali in contatto con clan albanesi. E ha destato scalpore ieri la notizia che riguarda l'imprenditore Giuseppe Piraino, simbolo della lotta al racket a Palermo. Ebbene, è stato indagato per truffa sui bonus edilizi. L'uomo si difende al nostro microfono. Sentiamo. Giuseppe Piraino, l'imprenditore anti-racket che ha più volte denunciato i suoi estortori, è indagato dalla Procura di Palermo guidata da Maurizio De Lucia per indebita compensazione di crediti e truffa aggravata. Le indagini, nate da un esposto presentato nel luglio del 2023 da una palermitana proprietaria di un appartamento, hanno portato a scoprire 15 truffe avvenute nel 2021 legate ai bonus edilizi per il rifacimento delle facciate. La Guardia di Finanza ha subito iniziato le verifiche. Da qui è scattato il sequestro di beni nei confronti di Piraino, legale rappresentante della Mosina Costruzioni SRL, per 3,5 milioni di euro. Dall'esito delle attività, dice un comunicato del comando della Guardia di Finanza, è stato possibile appurare la totale o parziale assenza di lavori con solo i ponteggi montati, la carenza della documentazione a supporto degli stessi, giungendo a quantificare in 7 milioni di euro l'ammontare complessivo dei bonus facciate inesistenti.
esistenti. Secondo l'inchiesta, Piraino non avrebbe mai maturato il credito d'imposta derivante dalla cessione dei crediti da parte del condominio, dato che i lavori sono risultati incompleti. Dal canto suo, l'imprenditore si dice lontano da chi truffa. Io mi sento tranquillo, ho agito in buona fede, non ho toccato soldi dei miei committenti per andarmi a fare i miei investimenti all'estero, non mi sono comprato oro e neanche orologi di valore. Ma ripeto, qua hanno sequestrato dei crediti che non si riescono a monetizzare per dei lavori che non si riescono a portare avanti. E cosa devo fare? Mi impicco. E ci sarebbero altri appalti gestiti dalla Mosina Costruzioni che seguivano la stessa prassi nel prevedere di incassare attraverso lo sconto in fattura crediti d'imposta illegittimi, cedendoli in parte per monetizzarli e utilizzarli in parte come compensazione. Recentemente Piraino aveva aderito al movimento controcorrente del deputato regionale Ismaele Lavardera, che in una nota fa sapere che ritiene tendenziosi gli accostamenti al movimento e chiede che la Procura vada fino in fondo nell'inchiesta. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato oltre 56 kg di tabacco da masticazione di contrabbando del tipo Gutka. È originario dell'India e del Pakistan, dove viene utilizzato diffusamente per via degli effetti stimolanti prodotti sull'organismo umano dai lavoratori impiegati in mansioni faticose e prolungate. È un tipo di tabacco che, sottolinea la Guardia di Finanza, ha rilevanti effetti nocivi sulla salute degli assuntori ed è potenzialmente responsabile di gravi malattie, come il cancro alla gola, ai polmoni e alla bocca. Il destinatario dell'intera spedizione, un asiatico residente a Caltanissetta, è stato denunciato. Adesso ci fermiamo, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, operazione dei carabinieri del NAS nel Catanese. Ieri è stata chiusa una piattaforma, trovate 1000 tonnellate di pesce surgelato e succo di agrumi in cattivo stato di conservazione. La merce sequestrata avrebbe fruttato sul mercato 3 milioni di euro. Desiree Ferlito. 3 milioni di euro di pesce surgelato e succo di agrumi in cattivo stato di conservazione, e questo è il valore che avrebbe fruttato sul mercato la merce sequestrata dai carabinieri dei NAS nel Catanese. Nel corso dell'ispezione è stata riscontrata la presenza di una cella surgelati contenente 110 kg di prodotti ittici presurgelati all'origine e stoccati a una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione, nonché 900 kg di succo di agrumi concentrato con etichetta irregolare non idonea. I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre il succo d'agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti. Al termine dei controlli la piattaforma è stata sospesa sino al ripristino delle irregolarità riscontrate e il titolare dell'attività è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente. Adesso cambiamo decisamente argomento, vi portiamo a Bronte alla 34esima edizione della Sagra del Pistacchio che si chiuderà il 19 ottobre. È certamente, tra stand e degustazioni, un luogo estremamente attrattivo per i tanti visitatori che provengono da tutta Italia. Orazio Longo. C'è anche una mascotte con l'occhio da polifeme e una bombetta inglese sulla testa. La 34esima Sagra del Pistacchio di Bronte racconta ancora una volta il gusto di quello che è ormai conosciuto come l'oro verde. In giro per il centro del paese, fra gli stand, molti visitatori venuti anche da fuori Italia alla ricerca del vero pistacchio di Bronte. Questa non può essere che la festa di chi coltiva il pistacchio, ha affermato il sindaco, ma non solo, ha aggiunto. Il pistacchio ha raggiunto i vertici che poteva raggiungere. Oggi Bronte ha il diritto di guardare anche ad altre attività che possono fare crescere ancora di più la città. Per le strade sbandieratori, la banda San Biagio, le maggiorette. Lungo il Corso Umberto avremo il pistacchio, su Piazza Spedalieri avremo il pistacchio DOP, su Piazza Liuzza avremo i prodotti tipici. Un'area attrezzata per i bambini per dare ai più piccolini un po' di svago e divertimento, e poi avremo i soliti spettacoli itineranti. Ma la Sagra è anche un'occasione per riflettere sulla produzione del pistacchio e sul futuro, dice Giuseppe Castiglione. Noi siamo in un mercato mondiale sempre in grande crescita, noi siamo una nicchia, manteniamo la nostra distintività, manteniamo la nostra qualità e vogliamo continuare a preservare questo grande patrimonio agricolo ma anche un grande patrimonio ambientale. La Sagra si concluderà il 19 ottobre.
fermiamo, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, andiamo alla Serie B con il Palermo al lavoro per la gara di domenica al Barbera contro il Modena, operazione sorpasso per i rosanero con Inzaghi che ritrova Ranocchia. Marco Gullà. Ancora una volta il Barbera sarà sold out. Palermo-Modena di domenica richiama i tifosi. Una sfida che, se vinta, potrebbe permettere ai rosanero di operare il sorpasso nei confronti dell'attuale capolista del campionato. Il Modena è comunque squadra solida e ben organizzata, con l'ex Di Mariano che verrà a Palermo non solo per salutare amici e parenti. Per il rosanero ripresa degli allenamenti a Torretta, Inzaghi ritrova anche i nazionali come Poyampalo e Joronen, ma la notizia che i tifosi rosanero aspettavano è il ritorno di Filippo Ranocchia, che ha saltato le ultime 3 gare di campionato dopo il problema muscolare accusato a Udine in Coppa Italia. Inzaghi potrebbe comunque utilizzarlo in corso d'opera, soprattutto per avere un'arma in più nella battuta dei calci piazzati. Sulla tre quarti ballottaggio aperto con Brunori, Ledo Aron, Palumbo e Giasi a contendersi 2 maglie a supporto di Poyampalo. Ci sono però ancora giorni di lavoro prima del big match di domenica alle 15. Adesso andiamo alla Serie C, al Catania, con l'infortunio di Ciccerelli che è meno grave di quanto si pensasse. L'attaccante infatti farà lavoro differenziato in questi giorni. Si apre sulla tre quarti dunque la corsa, una maglia da titolare per la gara contro la Salernitana. Massimino che va verso il tutto esaurito, ma ci spiega tutto Francesco Triolo. Il Catania tira un sospiro di sollievo. L'infortunio accusato da Emanuele Ciccerelli, uscito dopo 35 minuti a Giuliano con una borsa di ghiaccio su un ginocchio, non sembra particolarmente serio. Come comunicato dal club, l'attaccante rossazzurro si è sottoposto ad accertamenti e gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari. Il giocatore rossazzurro svolgerà nei prossimi giorni un programma di lavoro differenziato e, se una lunga attesa sembra scongiurata, resta però da valutare la disponibilità del numero 10 per il big match di domenica al Massimino contro la Salernitana, ed è proprio sulla tre quarti che nascono quindi i dubbi maggiori per Mimmo Toscano. L'assenza di Ciccerelli apre a nuovi scenari, come quello dell'impiego dal primo minuto di D'Ausilio, che sinora si è visto da titolare solo in un'occasione a Cosenza, poi sempre da subentrato. Per l'ex Avellino quello con la Salernitana è quasi un derby e potrebbe essere l'occasione giusta per entrare nel cuore del Massimino, vista l'importanza della partita. Per il resto Toscano dovrebbe confermare il blocco difensivo che dovrà arginare Inglese e compagni. Intanto prosegue a buon ritmo la prevendita, entrambe le curve sono sold out, restano pochi biglietti per le 2 tribune e questo il termometro per capire quanto sia alta l'attesa per la gara di domenica. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questa edizione di Sicilia 24 si chiude qui. Io vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà nella prossima edizione alle ore 14. Vi lascio adesso con la rassegna stampa curata dal collega Marco Carli. A tutti una buona giornata.